Limbara, il presidio naturalistico per eccellenza del Nord Sardegna. Alle mie spalle 5 megaparabole realizzate nel 1966 dagli Stati Uniti d'America nel cuore del nord della Sardegna per presidiare il Mediterraneo, per controllare il lancio dei missili nell'area più a rischio di quel periodo, appunto il Mediterraneo. Questa è una base militare americana, dimenticata da tutti, nascosta nel cuore della Sardegna. Disastro ambientale, come vedete qui è rimasto, queste immagini che vi documenteranno questo scempio, è rimasto tutto abbandonato, così come nel 93 gli americani hanno deciso di lasciare questo presidio nel cuore appunto naturalistico dell'Imbara. Tutto è rimasto devastato, come avete visto ci sono le parabole che sono rimaste intatte, che sono davvero la rappresentazione più grave di questo insediamento nel cuore del nord della Sardegna. Una base segreta, nascosta, sconosciuta ai più, che è passata dopo tanti anni nella disponibilità della regione autonoma della Sardegna. Qui però purtroppo resta l'abbandono totale, una porzione importante della natura della Sardegna, ancora una volta colonizzata per le basi militari. Tutto questo non può continuare a esistere, bisogna chiedere il risarcimento dei danni, bisogna ripristinare i luoghi, perché la Sardegna non può essere violentata dalle basi militari. Siamo nel cuore della centrale, da dove venivano governati anche sul piano energetico queste enormi parabole. Qui è rimasto tutto come allora, centinaia di quadri elettrici, ovviamente è tutto buio, si vedono ancora le scritte americane. Questi sono gruppi elettrogeni rimasti come un tempo, quando nel lontano 1966 questa centrale veniva aperta, questa base veniva resa funzionante, poi nel 93 la grande fuga degli americani dal Monte Limbara. Il centro di raccolta dell'olio che serviva per alimentare questi mastodontici gruppi elettrogeni. Qui vedete Monte Limbara Italy, le scritte tutte in inglese che contraddistinguono appunto questa base dimenticata da tutto e da tutti.